difficilmente ci si scorderà di questa edizione del Concerto dell'Assunta, che si è tenuto ieri sera per il secondo anno nell'ampio piazzale Burchiellati, anziché nella storica sede di Piazza di Santa Maria Maggiore. 800 i posti a sedere, tutti accessibili con Green Pass e tutti esauriti dai trevigiani che non hanno voluto perdere una serata dove accanto ai classici della lirica, l'Orchestra Filarmonia Veneta ha proposto anche brani popolari, tornando secondo molti alle origini di un concerto sempre atteso dai trevigiani. Immancabile l'omaggio a Mario del Monaco, anche se molti su queste note hanno ripensato alla recente scomparsa di Vittorio Zanini, da sempre sostenitore del concerto ferragostano. Note che nel corso della serata hanno letteralmente ammaliato anche tanti curiosi, portando ad oltre 1500 gli spettatori rapiti dalle voci dei tre tenori Fabio Armiliato, Walter Fraccaro e Christian Ricci, ma anche dei virtuosismi dell'orchestra assolutamente a proprio agio sia nell'esecuzione del Nabucco di Verdi come in Libertango di Astor Piazzolla. Oltre 2 ore di programma con il pubblico che al termine dell'esibizione si è alzato in piedi come non accadeva da anni e il sindaco Mario Conte che ha scherzosamente tentato di dirigere l'orchestra. Infine il gran finale con l'aria pucciniana dalla Turandot nel segno della fiducia verso il futuro e un arrivederci al 2022 sempre in piazzale Burchiellati.